con lei mi piacerebbe affrontare un po' il tema dello sviluppo del turismo fluviale. Ancora anche il sindaco Aurutto si riferiva, diciamo, a delle modalità di sviluppo di altri tipi di turismo. Con lei in particolare vorrei parlare di questo tipo di turismo e come siamo arrivati a parlare di questo dal tavolo dello scorso anno a, diciamo, come si dice in questo gergo brutto che usiamo per il PNRR, ma anche per questo siamo a metterle a terra queste cose. Grazie, buon pomeriggio a tutti, saluto le istituzioni europee, nazionali e regionali qui presenti, quindi sottolineo qual è l'importanza di questo lavoro del summit. Porto i saluti che si è raccomandato del nostro sindaco Marco Sarto, purtroppo per l'impegno comunitario non può essere qui con noi, e si è raccomandato come salutare tutti e farvi un augurio di un buon evento. Ringrazio poi le nostre colleghe della Giunta, che colleghi qui presenti, Lubiera, Giuscia e Luca, nonché tutti i nostri imprenditori privati, la Federica che è un'ottima collaboratrice al turismo e l'Irene come rappresentanza della Fiera Aperta. Quindi lei ringrazio. È stato un ottimo tavolo, sono passate 2 ore molto veloci, quindi ringrazio gli intervenuti perché hanno agevolato il mio lavoro durante il tavolo e c'è stato un ottimo scambio di idee, di approfondimenti anche sulle esperienze che ogni territorio ha. Siamo partiti proprio dal che mi ero riletto l'anno scorso cosa avevamo prodotto come tavolo di lavoro e devo dire che mi ha fatto piacere notare che i 2 temi che erano stati trattati poi sono stati all'interno della conferenza dei sindaci centrali seguiti e anche avuto un aspetto concreto. In particolare mi riferisco al PEPA, quindi l'elevazione breve architettonica, sto facendo un percorso di formazione per quanto riguarda Village for All e il PUMS della città metropolitana, dove come conferenza dei sindaci ha fatto un incarico per portare delle osservazioni a questo piano che potesse interessare la Costa Veneta. Quindi 2 temi concreti che hanno trovato applicazione nella conferenza dei sindaci elettorale, che ancora una volta ne sottolinea l'importanza che è sia uno strumento, ma senza la capacità, e quindi ringrazio tutti i colleghi del lavoro svolto, difficilmente si potrebbe arrivare a una visione sovracomunale come è necessario nel nostro caso. Il tavolo, come dicevo, ha portato degli esempi, delle buone pratiche. Abbiamo trattato sicuramente il turismo fluviale, come diceva prima Flavio, che è un ottimo, l'entrare Veneto è un ottimo strumento per far vivere il territorio in maniera diversa. Quindi abbiamo parlato quindi di 2 tipi di sviluppo legato a questa infrastruttura, quindi il trasporto anche su mare, sia lento che veloce, quindi lento per lo sviluppo del turismo, per far vivere anche l'entroterra, non solo la costa, e far conoscere quelle che sono le nostre ricchezze dall'agricoltura ma anche la pesca stessa, far vivere quindi anche il nostro entroterra. L'implementazione delle piste ciclabili, come diceva prima Christopher nel suo tavolo, e alcuni turismi alternativi che magari non avevamo trattato nel precedente lavoro, tipo il turismo nautico da ridarsene, che è un turismo che si sta sviluppando e che oggi per esempio hanno portato un esempio pratico anche degli approdi a tempo. Questo sarebbe un lavoro interessante che anche per Calabria può avere interesse, quindi di far arrivare gli ospiti nel centro della località attraverso una sosta aerea, diciamo, legato alla nautica. Un'altra proposta molto interessante per mettere in rete, per valorizzare le sue infrastrutture, è fare una proposta del Comune dell'imprenditore di Jesolo, è di fare una manifestazione internazionale per valorizzare l'intera costa. Quindi mettere in rete tutte le nostre infrastrutture, le nostre capacità, un evento importante che possa valorizzare la Costa Veneta. Si parlava ad esempio dell'Universiade, come esempio, però per capire di cosa stavamo parlando. L'ultimo aspetto che abbiamo toccato è legato ai parcheggi, che è un problema che tutte le località turistiche hanno, soprattutto nel turismo pendolare, e creano dei disagi anche legati alle piste ciclabili e proprio alle bici stesse. E quindi una buona pratica che è stata suggerita è quella della piombatura delle biciclette, che è un'esperienza che ho fatto a Milano, forse anche a Padova lo suggerivano, che potremmo mettere in sicurezza e evitare
quindi l'aspetto anche del frutto, ma anche diciamo, l'aspetto di decoro che eventualmente si possono per caso portare via. Io quindi chiudo, è stato un ottimo lavoro, ringrazio ancora Roberta nel nome di tutti i sindaci per l'ottimo lavoro fatto. Sicuramente con la conferenza dei sindaci questi temi saranno affrontati sicuramente. Grazie. Grazie.